Ringrazio la sindaca di Castelnuovo Bariano, il presidente della Proloco e tutte le persone che sono arrivate qui per la presentazione della festa di San Rocco, la 157esima edizione, andare alle radici per valorizzare il territorio. Penso che questa sia una bella strada di identità e non soltanto di immagine territoriale, andare a vedere quelle che sono le nostre radici per guardare con ottimismo al futuro delle nostre comunità. E siamo qui in questa splendida cornice per presentare la 157esima edizione della Fiera di San Rocco, che si terrà dal 28 di agosto al 1 di settembre quest'anno. Quindi aspettiamo tutti, perché è una fiera di tradizione, una fiera ricca di musica, giostre e gastronomia, e quest'anno abbiamo pensato di fare una piccola aggiunta. È solo una vetrina per le istituzioni per riuscire a valorizzare un elemento gastronomico che abbiamo capito essere fondamentale per noi, perché il nostro territorio è un territorio di terra ma di acqua, soprattutto di acqua, e quindi abbiamo pensato a fare questo primo pranzo per presentare alle autorità l'elemento cardine delle nostre ricette tradizionali, ovvero il pesgat, un pesce d'acqua dolce molto tradizionale, molto tipico, che cerchiamo ora di valorizzare e di portare sulle tavole, con l'auspicio e con l'obiettivo, diciamo, come amministrazione e come associazioni, che nel giro di breve sia presente in tutte le feste gastronomiche del territorio e anche nei nostri ristoranti. Questa è la visione, diciamo, di un piano più complesso di valorizzazione del nostro territorio, perché vogliamo tirar fuori da Castelnuovo Bariano tutte le grandi risorse e le potenzialità che ha, perché non solo la gastronomia, ma verranno fuori piano piano tante altre iniziative che o faranno un fuorifiera oppure verranno organizzate in modo singolo, ma per conoscere l'architettura straordinaria che abbiamo, il nostro museo con reperti di 4.000 anni e tanti edifici e un ambiente naturale straordinario che invitiamo tutti a venire a vedere.